Adesso faccio io i saluti e poi do la parola per l'introduzione al vicepresidente della maggioranza, finita, e il dialogo con l'autrice. Perfetto. Ci sediamo? Ma voi siete qui in mezzo? No, forse è meglio lei al centro. Ok, va bene. Va bene. Poi devi andare via. Io sì, dopo devo risalire in commissione. Ok, al limite, dico per l'inquadratura, poi quando il vicepresidente esce io scalo. Beh, e vediamo poi cosa finiamo. stringete l'inquadratura. Quanto abbiamo? 40 minuti? No, adesso adesso la sospende, quarto ora e sta giù, riprende, no, che fermo. Sei pronta, Paola? Quando Sono dici- un po' agitata. Sono più agitata qua che a Roma. Vabbè. Ragazzi, Aspetta che settimana me va. citiamo Europa delle edizioni o no? Sì, io lo cito. Citiamo. Sì. Ok. Vedi tu. Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini, alla sala stampa Oriana Fallaci. Oggi abbiamo il piacere di presentare il libro di una scrittrice padovana, Paola Sorgato, che presenta la sua seconda fatica letteraria, Paola e solo Paola, Europa Edizioni, 86 pagine. E lo faremo con l'autrice, dialogando con l'autrice e con la presenza del vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Enel Soranzo, a cui cedo la parola per una introduzione. Grazie davvero a tutti, anche coloro che ci stanno seguendo, buongiorno. È davvero un giorno felice e sono felice di dare il benvenuto all'autrice di questo meraviglioso libro che è Paola e solo Paola di Europa Edizioni, una concittadina, un'amica. Sono felice di ospitare qui questa presentazione e comunicare che la presentazione poi la faremo in terra ponense ad Abono Terme il prossimo giovedì 3 giugno dalle 18 in poi. Comunicheremo anche, saremo alla CRC, insomma un luogo noto nel territorio aponense, e lì presenteremo poi insomma più approfonditamente questo bellissimo libro di Paola Sorgato. È proprio da lei, è di lei che questo libro racconta i suoi 60 anni di vita, quello che è 60 anni nella sua mente, 60 anni nella sua anima. È per me emozionante ospitare qui Paola Sorgato, perché è oltre ad essere un'amica, una persona che conosco e so di un cuore immenso. È una persona che ha trascorso la vita, per quello che io almeno posso senz'altro affermare, una persona che ha trascorso la sua vita a donare agli altri, un cuore che trasmette, e che questo sentimento, questo modo di vivere, questa vocazione a donare agli altri, a pensare agli altri, gli amici che la conoscono, Paola, che ti conosciamo, è noto, è un qualcosa di noto, ma anche chi non ti conosce dopo pochi minuti si accorge e sente questa grande tua vocazione, questo grande dono che hai in te. Hai una sensibilità particolare. Credo che quest'opera racconti però, ed è questo il bello, che sono sicuro sarà il fulcro di quello che sarà anche l'intervista di oggi, la conferenza di oggi, ma anche la presentazione del tuo libro giovedì, perché hai deciso con coraggio di mettere a nudo anche quei pensieri, quelle esperienze che molto spesso non si ha il coraggio nel proprio intimo di tirare fuori dal cassetto e di far conoscere magari anche all'esterno di noi stessi. Questo è un atto quindi di grande coraggio, oltre che di grande profondità. Di questo ti ringrazio. Credo di poter dire che sarà interessante scoprire anche quegli aspetti intimi di una persona che con questa grande sensibilità dall'esterno noi viviamo, apprendiamo, che vivendo con te apprendiamo e conosciamo, ma probabilmente questo libro ci ha fatto conoscere, ci sta facendo conoscere anche quell'aspetto nascosto di te che pochi intimi, se non te stessa, conosce. Ecco, allora grazie, benvenuta a Palazzo Ferrofini, nella sede regionale del Consiglio regionale del Veneto,
un'opera veneta di una cittadina padovana, cittadina veneta. Io adesso lascerei a te insomma, raccontare questo libro e lasciando a voi tutti l'invito a ritrovarci giovedì 3 giugno, ore 18, ad Abano Terme, al CRC, con Paola Sorgato, con il libro Paola e solo Paola. Grazie. Grazie. Grazie vicepresidente. È un libro, quello di Paola, è un libro vero. Questo è il maggiore pregio. Un libro che ha ragione Enrico Saranzo quando l'ha messo in evidenza nella sua introduzione. È un libro che l'autrice, attraverso il libro, l'autrice ha il coraggio e la forza di mettere a nudo la propria anima e di esporre la propria vita, senza fare sconti né a se stessa né alle persone che a vario titolo hanno ruotato e ruotano attorno alla sua esistenza. È un libro dunque senza intermediazioni, in cui il lettore può cogliere sofferenze, esperienze di vita, vissuto, emozioni che sono comuni a tante altre persone, perché Paola Sorgato, che lavora presso lo IOV di Padova, dunque è abituata alla sofferenza e nel libro ne parla, è abituata a rapportarsi con gli altri e nel libro parla del rapporto con i familiari e con le altre persone. È dunque una persona che della porta accanto, non una persona estranea, una persona che il lettore non conosce, ma che dopo aver letto il libro conosce e pensa di condivide almeno un pezzo, può condividere facilmente almeno un pezzo di quello che Paola ha raccontato nelle sue 86 pagine. Io inizio dal chiederti, Paola, scusami se ti do del tu, ma rendo l'intervista e il dialogo più efficace, dalle motivazioni che ti hanno portato a scrivere. Tu nell'introduzione dici: voglio lasciare a mio figlio Marco e a mia nipotina Greta qualcosa di me e dire: io ho fatto qualcosa di buono nella vita. Spiegaci questa motivazione che ti ha spinta a questo approccio. Allora, io ho iniziato a scrivere dopo che è mancato il mio papà. Dovevo dire tante cose a lui che non avevo detto. Poi dopo ho accantonato la cosa, ne ho pubblicato una parte su una collana, ma la casa editrice ha creduto nel mio progetto e il perché ho scritto tutto questo. Perché è arrivato il momento che prendi coscienza e dici: io cosa ho fatto per me stessa? Ho fatto tutto per gli altri, prima per la mamma, il papà, il fratello, marito, figlio, ma per me stessa ho annullato tutto, ho annullato i sogni, ho annullato tutte le cose che avevo dentro, cominciando dal mio papà che non mi ha lasciato andare in missione. E questo ce l'ho ancora nel cuore. Perché ho detto: lascio qualcosa a mio figlio e a mia nipote. Mio marito è qua presente, mi conosce, sa come sono. Ho dato tutto anche a lui, ma che loro sappiano che la mamma e la nonna è Paola, è solo Paola. Vorrei che le persone mi amassero, mi volessero bene per come sono, non per quello che do solo e basta, o perché Paola mi prenoti la visita per favore. È stato difficile a tirare fuori dai cassetti tutto questo. Avevo tante cose da dire, tante cose da esternare, tante cose da esternare e voglio dire a Marco e a Greta: la nonna, la mamma è Paola. Il libro parte dall'infanzia, dal rapporto con zia Flora e dalla bambina che sei stata e che forse scrivi ho un rimpianto per quello che quell'infanzia è un po' passata troppo in fretta, me la sono lasciata alle spalle, Esatto. vinta dalle responsabilità in quel momento anche più grandi di me. Ce lo puoi spiegare questo passo che mi ha colpito? Allora, sono nata per caso, nel senso che cercata. La zia Flora era la titolare della mia mamma, di un ristorante, e io sono nata praticamente finché la mamma lavava i piatti, perché la cameriera con la pancia non poteva farla. La zia Flora mi ha accolto in famiglia con la mia mamma, perché mio papà, facendo il camionista, andava in giro per il mondo, quindi ha affidato me e la mia mamma alla zia, che per me era una mamma.
Solo che la mia mamma, avendo un rapporto un po' brutto anche con la nonna paterna, non aveva nessuno, era sempre un po' scontrosa, poi sempre vita da stenti, quindi lei doveva solo lavorare e non aveva tempo per me. Intanto nasce mio fratello, io avevo solo la zia che mi ha accolto, che per me è una seconda mamma, le sue figlie, le mie sorelle, che sono più grandi, e loro mi hanno insegnato tantissime cose. La prima cosa, l'educazione, il rapporto con gli altri, e la seconda cosa, l'amore verso gli altri, che la mamma e il papà non è che non me l'hanno dato, non avevano tempo di manifestarlo in qualche modo. La mia mamma non è mai stata baciata dalla sua mamma e la mia mamma non ha mai baciato me. E questo fa male un po'. E quindi l'hai tirato fuori anche. Poi si parla dei primi approcci lavorativi, del cercare una propria strada nel mondo, che non è facile, soprattutto per un giovane che vive in una situazione comunque difficile, sia economicamente che come contesto. Però la strada, la luce, ha iniziato a vederla con l'esperienza di formazione e lavoro grazie alle suore salesiane. Esatto. Con l'ambiente religioso, ecco, ne parla abbastanza approfonditamente nel suo libro. Ecco, una riflessione anche su questo. Allora, io sono entrata dalle salesiane, ero già grande perché stavo già lavorando, purtroppo per problemi di salute non potevo più lavorare, quindi mi sono iscritta a questa scuola che la regione, che tuttora è il CIOFS, che la regione del Veneto comunque sponsorizza, aiuta le persone che magari non hanno delle possibilità a fare questi corsi. E io ho intrapreso questo corso appunto dalle salesiane come assistente contabile. Dalle suore io mi sentivo a casa, come quando ero piccolina, perché la mia mamma mi portava alle 7 di mattina, veniva a prendermi alle 8 di sera e io ricordo che, come c'è scritto sul libro, ero sulla pezza di lana che facevo da peso per lucidare i pavimenti. E quella cosa è rimasta nel cuore perché mi volevano bene. Dalle suore mi sono trovata bene, mi imponevano delle cose che io ero molto discola e quindi quando mi imponevano di fare determinate cose io rifiutavo e quindi ero spesso chiamata in direzione, in presidenza, ma dopo le motivazioni c'erano. Poi da questa strada ho intrapreso di diventare una cooperatrice salesiana laica perché il mio io probabilmente è questa strada, cioè aiutare gli altri, e come ho detto ho fatto delle esperienze che mi hanno aperto ancora di più il cuore e da questo ho iniziato a pensare di andarmene via per aiutare chi veramente aveva bisogno. Ecco, da qui inizia a emergere le difficoltà nei rapporti con la figura maschile, il padre, il marito stesso, come figure troppo ingombranti, cioè, alle quali tu hai sempre cercato di compiacere, e questo, alla luce della tua esperienza di vita, lo consideri un errore, cioè piegarsi troppo alle esigenze degli altri, sacrificando il proprio io. Esatto, perché io non volevo scontentare il papà prima, il marito dopo. Un errore che probabilmente non ho fatto con mio figlio. Ho cercato di dare la giusta educazione e di dire no quando era il momento. A papà le figlie femmine si innamorano del papà. Lui aveva un problema di alcol. Io gli avevo anche augurato di morire io, purché lui mettesse la testa a posto. Poi per fortuna ne è uscito fuori, però purché non vedessi papà che litigasse con la mamma, assecondavo le loro volontà, dell'uno e anche dell'altro. Stessa cosa vale per Marino. Il marito. Ma perché l'amore è talmente grande che a volte soffochi
la realtà, cioè al momento in cui vedi che ci sono dei problemi, eccetera, eccetera, pur di non vederlo arrabbiato, ho sempre cercato di fare di tutto per accontentarlo. Lui è una persona brava, lavora, buona, un po' egoista, tanto egoista. Prima ci sono io, poi ci sono gli altri. Però come il padre, se mi permetto. Come il padre. Ed è qui poi anche il sogno mancato della missione in Bravissimo, Africa. Da bravissimo. Però al momento in cui ho accettato questo, me lo sono sposata, da 40 anni che siamo insieme, un motivo c'è, perché sono innamorata di mio marito e a volte però vorrei che capisse un po', ecco, basta. Però il padre e il marito sono due strumenti per lanciare un grido di dolore al mondo, alla società. Cioè io voglio, desidero un amore incondizionato, cioè privo di condizionamenti. Ecco, questo è forse il rimpianto più grande che ti sei trascinata dietro dall'infanzia. Come si fa a vivere un amore senza condizionamenti? In fondo siamo tutti un po' condizionati in questa società che va a 1000 e siamo tutti pressati da esigenze, da responsabilità forse anche più grandi di noi. Sto cercando di capirlo anch'io adesso, nel senso che prima devo amare me stessa, poi devo amare gli altri incondizionatamente. Invece prima ho amato gli altri incondizionatamente, poi ho amato me stessa. E quindi il messaggio che volevo dare, che vorrei passare, lasciare a Marco, lasciare a Greta, è prima volersi bene noi stessi e poi dare agli altri. Questo non significa però non dare, perché purtroppo io sono fatta così. Posso dire no e dopo 2 minuti ti dico sì. Ecco, la vocazione di dare, di donarsi al prossimo. E anche un altro rimpianto che emerge dal libro è quello di non essere riusciti, in primis per problemi fisici, a fare quella professione sanitaria in cui ti potevi veramente dedicare agli altri. Ecco, una riflessione anche su questo e sull'attuale mansione. Purtroppo per motivi di studio, quando io volevo andare avanti a fare l'infermiera, con le scuole che avevo fatto era come non aver fatto niente, perché non era riconosciuto dallo Stato i 2 anni che avevo fatto, che erano 3 alla fine. E dovevo rimettermi in gioco, rimettermi a studiare e quant'altro, però nel frattempo avevo già comunque la mia famiglia e non sono riuscita a farlo. In un modo o in un altro però ho fatto un corso di operatore addetto all'assistenza per seguire le persone anziane, i disabili, i tossici e quant'altro. E questo, soprattutto i ragazzini disabili, mi hanno aperto non il cuore ancora di più e quello mi è mancato molto. Purtroppo dopo il percorso della vita, tra motivi di salute che ti spostano di qua e di là, non sono più. Allora dopo un periodo di lavoro con la ricerca per la regione per lo IOV, i cambiamenti che ci sono stati, perché io allo IOV sono entrata per scelta, perché credo nella ricerca, perché credo in quello che stiamo facendo, in quello che stanno facendo. Ecco, una parentesi, non posso non chiedere al vicepresidente Soranzo una riflessione su questo. Quanto è importante sostenere la ricerca, quanto è importante finanziare e mettere tra le priorità dell'agenda politica la sofferenza, l'aiuto alle persone, l'investire in formazione, anche e soprattutto in ambito sanitario. Ti rubo il microfono un attimo, Paolo. No, è fondamentale, è una delle missioni principali, fondamentali e prioritarie di questa regione. Paola lavora allo IOV, dove la componente umana e non solo la professionalità, la capacità, la ricerca, ma la componente umana è un'eccellenza riconosciuta ormai ovunque, sia all'interno della nostra regione, della nostra sanità, della nostra cittadinanza, ma anche fuori dai nostri confini, quindi in tutto il paese,
perché è quella componente umana che fa la differenza, che fa vivere momenti anche magari particolari, voglio definirli così, con diciamo, un sistema, una componente umana che fa sentire le persone a casa loro, che non sono sole, ma anzi c'è un percorso e lo percorso lo si fa fianco a fianco, mano nella mano. Questa è una componente che Paola ha dentro e non è un caso che tu sia lo IOV, secondo me nulla accade per caso. La tua sensibilità è una delle componenti importanti dello staff dello IOV, di tutta anche la sanità, ma in particolare lo IOV, ed è il, diciamo, forse quel, come posso dire, quel ingrediente che non puoi pensare e costruire per legge, non lo puoi costruire perché lo vuoi costruire, ma perché è innato nelle persone che con la passione, con il loro cuore, la loro sensibilità e vicinanza hanno dentro. Ecco, questo credo che sia quello che ci sta facendo fare anche la differenza nell'ambito sanitario dell'assistenza, anche in un reparto e in un ambito così delicato come quello dello IOV, e credo che tutte le risorse che sono state impegnate, ma il fortissimo impegno che continua della Regione Veneto in questo settore, sia non solo prioritario ma irrinunciabile per noi, per i nostri figli, ma soprattutto per il nostro futuro. Grazie Vicepresidente. Paola, il rapporto con la sofferenza degli altri, e parli anche del difficile momento in cui si è al termine della propria esistenza e magari ci si ritrova soli, perché magari anche i familiari più intimi non hanno il coraggio di accompagnarti nel momento più delicato della tua vita. Ecco, anche qui una breve contributo. È dura. Io non è che faccio la segretaria di reparto, quindi vedo di tutto, di più. Il papà, la mamma che accompagna il figlio che ha un sarcoma alla gamba, non dovrebbe uscire senza una gamba, esce senza una gamba, magari un ragazzo di 20 anni. Allora cerchi in qualche modo, solo con gli occhi, perché con le parole non puoi fare niente, ad avvicinarti, a star vicino. Oppure la mamma che ti telefona e ti dice: ho mia figlia di 18 anni che ha qualcosa, cerchi di metterla dentro nella lista privilegiata per farla vedere subito. Poi ti arriva il messaggio, quando arrivano in reparto, la letterina con un cuoricino dove ti ringraziano, e questo ti si allarga il cuore e ti passa tutto quello che magari nell'arco della giornata, le arrabbiature e tutte le cose brutte che magari tra colleghi non ci si capisce, o gli inconvenienti che succedono. Quando ti arriva questa roba qua, allora dici: beh, allora qualcosa di buono oggi l'ho fatto, e questo a me basta. Ma oltre alle sofferenze ci sono anche belle storie di amicizie nate magari spontaneamente. Sì. All'interno quando tu conosci delle persone al di fuori, cioè nella sofferenza, riesci a conoscere magari anche la figlia, il marito, e sentire che ti chiamano anche dopo la sofferenza, quando sono guariti e quant'altro, e crei un legame con loro. E questo è importante, vuol dire che un piccolo tassellino l'ho lasciato anch'io. Gli amici fuori, il vicepresidente è uno degli amici più grandi che posso dire ho nel cuore, ma non perché è qua, perché l'ho detto sempre, e tutti i miei colleghi, i miei amici, io voglio che loro stiano bene, prima di tutto, e se posso fare qualcosa per loro, questo sono io, punto. Non ho parole per descrivere come sono, faccio fatica, anzi sto male se non riesco a fare qualcosa. Abbiamo parlato dei difficili rapporti con il padre, con il marito, ma parliamo adesso in positivo, perché il libro si apre alla speranza e alla positività, perché c'è un bellissimo rapporto con tuo figlio Marco, Sì. che è stato capace di crearsi con le proprie mani il proprio destino, e questo traspare proprio l'orgoglio di madre, Sì. e della nipotina Greta. Ecco.
Raccontaci queste due esperienze positive e piene di gioia. Allora, e di soddisfazione. Marco è nato con molta difficoltà, l'unico figlio che ho avuto per grazia ricevuta, ringrazio il Padre Eterno, ed è l'orgoglio della nostra vita, mia e di mio marito. Ho cercato di dare tutto quello a lui che io non ho magari avuto nella maniera corretta, giusta, senza viziarlo troppo, perché poi dopo, quando ho figlio unico, dico, ma è viziato. No. La mia nipotina, allora l'amore per il figlio è una cosa, l'amore per il nipote è un'altra. Io non ci credevo quando me lo raccontavano, però è la verità. È il mio angelo, è la seconda persona a cui io mi aggrappo per dire devo stare qua, devo vivere, sì per me, ma anche per loro, perché è una gioia grande e sono felice di avere queste due creature e basta. La riscoperta di te stessa è corretto che è partita dall'esperienza di un viaggio in cui non conoscevi la meta, ma l'importante era partire. Sono partita, come posso dire, per vedere se riesco finalmente una volta per tutte a dire adesso cammino io e voglio che dicano la Paola c'è. Il messaggio è maschio e femmina a tutti, prima ci siete voi e poi ci sono gli altri, e questo è quello che io mi sono ripromessa di fare e di non negarmi più le cose che magari mi piacerebbero fare e non le faccio per compiacere agli altri. Paola è solo Paola, cioè vuol dire la forza di essere se stessi e anche di sbagliare, lo Esatto. scrivi chiaramente. Esatto. Essere amati anche se non si è perfetti, anche se si sbaglia, Esatto. anche al costo di sperimentare e fallire, ma poi rialzarsi. Esatto. Ecco, questo è un messaggio che possiamo dare a chi ci ascolta, perché è la cosa forse Esatto. più difficile al mondo. In chiusura un messaggio, una riflessione finale su questo, che poi spiega il titolo, che dà Allora, pregnanza proprio all'intera tua opera. questo libro qua è stato è il mio riscatto della vita, il messaggio che voglio dare a chi mi conosce e anche a chi non mi conosce: voletevi bene. Basta. Grazie Paola. Grazie a voi. Chiudo Grazie. chiedo una riflessione finale al vicepresidente Enoch Soranzo. Sì, no, sono io, dottore, ti ringrazio davvero tantissimo, anche tutto lo staff, il team dell'ufficio stampa di Palazzo Ferrofini del Consiglio regionale, perché una presentazione così insomma importante, con grande capacità e competenza, non è da tutti i giorni, quindi grazie, ti ringrazio davvero tantissimo. Io credo poter dire che oggi abbiamo dato avvio a una conferenza stampa, a un momento importante con Paola, una concittadina che diventa, dal cuore grande, che diventa autrice, che decide di fare un percorso importante scrivendo e raccontandosi e aprendo quell'armadio, quei cassetti inediti di se stesso, lancia un messaggio e lo lancia anche con anche il rischio di magari di in qualche modo esplorare quei cassetti lei stessa, che magari aveva in qualche modo, capita a noi stessi alle volte di chiudere i cassetti a chiave e non aprirli appositamente, perché si ha timore, perché si soffre, perché si ha il timore di conoscere forse approfonditamente ciò che vi è dentro questi cassetti. Allo stesso tempo corre il rischio anche magari di non essere compresa. Parlavi prima di Marino, che saluto, che ringrazio tanto, perché dietro si dice che dietro a un grande uomo c'è una grande donna, dietro a una grande donna c'è un grande uomo, e questo va sottolineato. Paola, grazie per quello che hai iniziato con noi oggi, grazie per essere un esempio di una cittadina che si trasforma in autrice ma che ha il coraggio di raccontarsi e che vuole lanciare un messaggio magari anche partendo dai propri errori. Quindi c'è anche un grande segnale, un grande messaggio di umiltà, oltre al coraggio, e credo di poter dire che sarà sicuramente
un'occasione ancora più forte, importante, e chiudo con questo, con l'invito di venire ad Abano Terme giovedì 3 giugno prossimo, 21, al CRC in via Donati 1. Ci sarà noi il dottore, che abbiamo già avuto un grande privilegio con questa conferenza stampa a intervistarti, ci sarà il giornalista, il dottor Franchin Federico, che conosci, credo che conosci, un giornalista del Mattino, e credo di poter dire che sarà la sede più giusta, perché è all'interno del tuo comune, della tua città, all'interno di quel contesto. Sicuramente qualcuno può dire un contesto con una cintura di sicurezza o con diciamo un perimetro di sicurezza, ma non è vero, perché di fatto tu saprai nuovamente aprirti, aprire dentro tra quelle righe di quel libro, che sono sicuramente l'inizio, perché ce ne sarà sicuramente un altro, ne sono sicuro, come attendiamo quello del dottore, che se avrò il privilegio di poter essere coinvolto, essere insomma parte di questo grande momento, ne sarò felice e orgoglioso, e sarà per me un privilegio. E quindi grazie. Io direi che è stato un momento importante anche per la Regione Veneto, di portare i propri cittadini all'interno di un palazzo regionale che è casa loro, che un pezzettino è casa loro sicuramente a tutti gli effetti, e questo è un grande piacere e onore. Quindi grazie Paola, grazie del lavoro, grazie del tempo che ci hai dedicato, grazie dottore e tutto lo staff per l'impegno e il lavoro svolto per realizzare questo momento. E adesso le tue riflessioni, l'intervista che oggi hai realizzato qui a Ferrofini al Consiglio regionale sarà patrimonio dell'intera rete, credo, perché sarà in rete tutti coloro che ci hanno seguito, ma anche tutti coloro che ci seguiranno magari riascoltandoti, credo sul canale YouTube, giusto? YouTube e Facebook. YouTube e Facebook, sui social, di un momento particolare di una grande autrice che è una grande cittadina, ma anche da oggi una grande autrice. Grazie Paola e buonissimo futuro. Tutti. A te. Volevo ringraziare il vicepresidente e carissimo amico Enoch, il dottore Alberto soprattutto, che mi ha supportato. Ringrazio tutti voi e di aver avuto questa grande possibilità. Essere qua è una roba grande. È tanta roba, scusate, ma devo dire. E noi ringraziamo Paola Sorgato, ringraziamo il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Enoch Soranzo, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, con l'invito non solo di essere presenti giovedì 3 giugno alle 18 alla CRC Anima e Musica di Abano Terme, ma soprattutto di comprare il libro Paola e solo Paola, perché veramente vale la pena. Vi emozionerete e condividerete almeno un pezzo della sua storia, perché è la storia di tutti.